dal TG Sicilia i titoli di questa edizione. Anche in Sicilia migliaia di persone in piazza per la Palestina contro i massacri a Gaza e a sostegno della missione umanitaria della flottiglia, sciopero generale dell'USB e di altri sindacati autonomi. Sparatorie strada a Scicli, arrestato un albanese, ricercato un connazionale sospettato di tentato omicidio. La lunga scia di sangue sulle strade siciliane, ancora un incidente ad Agrigento dove ha perso la vita una donna di 82 anni. 3 gli scontri mortali in appena 48 ore. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo dopo una rovinosa caduta in scooter. Cresce la protesta a Gela contro il riordino della rete ospedaliera regionale. Pazienti oncologici, famiglie e associazioni denunciano il depotenziamento del Vittorio Emanuele e chiedono risposte immediate. Gli anziani, la qualità della loro vita e i loro diritti al centro dell'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per promuovere una proposta di legge regionale rivolta proprio alla popolazione over 65. E poi il calcio, nemmeno il tempo di rifiatare per il Palermo e già vigilia di Coppa Italia. Domani il rosanero in campo a Udine per i 16esimi di finale. In Serie C il Catania, dopo le recenti delusioni, vive una settimana forse decisiva. Dunque, bentrovati, sciopero per Gaza, anche in Sicilia, cortei e flash mob, lezioni disertate in molte scuole. Lorena Dolci. Fra 15.000 e 20.000 persone in corteo a Catania, altrettante a Palermo, mobilitazione in molti comuni. La Sicilia si è fermata e scesa in piazza per il popolo di Palestina, un pezzo enorme di società civile che ha scelto di non girarsi dall'altra parte, trasformando un normale lunedì di lavoro in un grido per fermare il massacro. Fermiamo oggi la città, fermiamo l'intero paese per dire basta alle complicità dei nostri governi che sostengono un genocidio in atto, per difendere la Palestina, per difendere la Global Sumud Flottiglia. Anziani, bambini, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari, lavoratori e pensionati, tutti in corteo dal Teatro Massimo verso il porto di Palermo per lo sciopero generale dei sindacati di base. Questo sciopero significa che il popolo, diciamo italiano in questo caso, ma europeo, prende posizione al dispetto dei governi che stanno in silenzio. Anche via Etnea a Catania un fiume in piena di bandiere che si ingrossa di ora in ora. Con le idee belligeranti dell'Europa potremmo essere un giorno tutti Palestina. Gli fanno eco i manifestanti di Ragusa in piazza per fermare il genocidio e in difesa della flottiglia in navigazione per Gaza. Vedere qui oggi tanti ragazzi dà speranza nella possibilità che queste generazioni portino avanti una scintilla di speranza. Una protesta pacifica solo a Catania, momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti, quando circa 200 giovani hanno tentato di entrare nel porto dall'ingresso del faro Biscari, immediatamente bloccati. Nulla a che vedere con la guerriglia che ha infiammato Milano. Su tanti comuni ancora sventola la bandiera palestinese. Intanto la Global Sumud Flottiglia è in viaggio verso Gaza. Nelle ultime ore avvistati ancora droni, 3 sopra alcune delle barche che adesso si trovano vicino alla Grecia. Chi è a bordo dice stiamo bene, l'arrivo a Gaza forse tra 6 giorni. Francesco Aloi. L'equipaggio della Global Sumud Flottiglia è sano e salvo. Con questo post su X arriva la rassicurazione. Dopo il passaggio di 3 droni di ricognizione sopra alcune delle barche a vela dirette a Gaza. Eccoli, 3 puntini luminosi ripresi da questa telecamera sulla Florida. Gli equipaggi delle imbarcazioni non sanno chi possa averli mandati. Di certo c'è che sono controllati a vista. Non è il primo avvistamento e non sarà nemmeno l'ultimo da qui alla fine del viaggio. Se tutto dovesse andare bene, tra 6 giorni dovrebbe esserci l'arrivo sulla striscia. Ma qui il condizionale è d'obbligo, perché la Marina Militare israeliana potrebbe fermare prima la missione e non solo con i droni. La rotta comunque è tracciata e condivisa con il mondo. Un lungo viaggio per chiedere questo.
Ragusa per lo scontro con la sparatoria tra bande di albanesi e tunisini. I carabinieri di Scicli hanno arrestato un albanese e ricercato un connazionale. Veronica Barbarino. È in arresto il 28enne albanese rimasto coinvolto domenica pomeriggio in una violenta lite tra due gruppi di stranieri a Scicli. L'uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una pistola risultata rubata, con relativo munizionamento e di un pugnale. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modica, insieme alla tenenza di Scicli, lo hanno individuato in via Aleardi. Era a terra, ferito alla testa e sanguinante, con l'arma carica accanto al corpo. Una volta disarmato è stato soccorso e trasportato all'ospedale maggiore di Modica. Secondo le ricostruzioni, le ferite sarebbero riconducibili a una lite avvenuta poco prima in largo Gramsci, dove il 28enne e un connazionale avrebbero avuto un alterco con due tunisini. Durante la colluttazione sarebbero stati esplosi colpi di fucile a pallini che hanno causato lievi ferite ai due nordafricani. Dopo gli spari, i due albanesi si sarebbero dati alla fuga. Solo uno è stato rintracciato, il 28enne, che dopo le cure è stato trasferito nel carcere di Ragusa. Il connazionale è ancora ricercato ed è fortemente indiziato di tentato omicidio. Una lite per futili motivi si trasforma in un'aggressione violenta. Un commerciante gelese di 34 anni è stato accoltellato mentre tentava di sedare il pugilato tra due ragazze. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Catania. GR Italia. Doveva essere una serata di svago, si è trasformata in una notte di sangue sul lungomare di Gela, uno dei luoghi simbolo della Movida. Un banale litigio tra due ragazze è degenerato in un accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, a finire nel mirino è stato un commerciante di 34 anni che si trovava nel locale con un gruppo di amici. Accortosi della lite ha provato a fare da pacere, ma qualcuno nel gruppo coinvolto ha reagito con brutalità. In pochi istanti è comparso un coltello, un fendente micidiale lo ha raggiunto alla spalla perforando un polmone. L'uomo è crollato a terra mentre tra i presenti si scatenava il panico. I soccorsi sono stati immediati, prima il trasporto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, raccolto indizi e stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza. L'aggressore, subito dopo l'accoltellamento, sarebbe riuscito a dileguarsi. Gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire la dinamica e dare un nome e un volto a chi da un litigio banale ha trasformato una serata di festa in una scena di violenza. A Palermo ucciso con 4 colpi di pistola al torace. Stefano Gaio, il magazziniere di 38 anni, freddato una settimana fa davanti alla farmacia Sacro Cuore a Camporeale. Lo ha stabilito l'autopsia. A sparare il cognato Giuseppe Gangemi, come si vede nei video ripresi dalle telecamere della zona e come lo stesso ha ammesso. Settembre funestato da incidenti stradali, tutti mortali. L'ultimo ad Agrigento, perde la vita una donna di 82 anni. 3 gli scontri in appena 48 ore. Adelaide Barbagallo. È un bollettino di guerra alla scia di sangue sulle strade siciliane. Si va al ritmo di una o più tragedie al giorno. Ad Agrigento 3 i morti in appena 48 ore. L'ultimo incidente questa mattina. A perdere la vita una donna di 82 anni, Lilla Contino. Si è schiantata con la sua piccola utilitaria contro un palo dell'illuminazione lungo Viale dei Giardini a San Leone. Si pensa al malore, ma non viene neanche esclusa l'ipotesi che qualcuno o qualcosa possa aver tagliato la strada all'anziana. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita all'istruttore di tennis Marco Chiaramonte, finito con lo scooter contro un albero, forse per una buca, e sequestrato la sua salma. Poche ore prima un altro incidente, un pensionato di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, è stato travolto mentre era fermo con la sua auto da un'altra, guidata da un agente di commercio di 33 anni, indagato adesso per omicidio stradale. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano, di 29 anni, il suo scooter trovato a terra lungo la circonvallazione, lei a poca distanza. Non si esclude che qualcuno possa averla speronata. Settembre non si è ancora concluso e sono oltre una decina gli incidenti gravi. Notte di fuoco a Ravanusa, un estesissimo incendio devasta lo stabilimento Ecoface, cumuli di rifiuti in fiamme e scuole chiuse, vigili del fuoco al lavoro e carabinieri sulle indagini. Davide Sardo. Un maxi incendio ha devastato nella notte la zona industriale di Ravanusa.
Le fiamme hanno colpito lo stabilimento Ecoface Industry, dove cumuli di rifiuti sono stati divorati dal fuoco. Abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura delle scuole, ancora non ci sono risultati dell'ARPA sulla situazione di un eventuale inquinamento dell'aria, però in via precauzionale, tenendo sempre presente che la salute dei cittadini viene prima di tutto, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Stamattina ho avuto notizie che il fuoco sostanzialmente oramai è spento e stanno proprio completando i lavori di sgombero dell'aria. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati per ore con escavatori speciali arrivati anche da Palermo. Le operazioni di smassamento e raffreddamento continueranno nelle prossime ore per scongiurare nuove fiammate alimentate soprattutto dalla plastica bruciata. L'ARPA ha avviato i rilievi sulla qualità dell'aria, mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi più accreditata è quella del dolo. Il materiale che è andato a fuoco purtroppo era materiale già lavorato, quindi era un prodotto che doveva essere ceduto ai consorzi per essere riciclato. Non erano rifiuti da smaltire, ma era un vero e proprio prodotto che avrebbe generato profitti sia per noi che per i comuni che vengono a conferire. Ravanusa resta sotto shock. Il rogo ha lasciato paura e incertezza, mentre i carabinieri indagano per accertare le cause di una notte di fuoco che poteva trasformarsi in tragedia. È stato firmato questa mattina a Palazzo d'Orléans il contratto che avvia la procedura di realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Manlio Viola. Con la firma del contratto fra la Regione Siciliana e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CRIU entra nel vivo la realizzazione dei termovalorizzatori siciliani. L'appalto del valore di quasi 22 milioni di euro riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico-finanziario di massima. Per completare questa fase il raggruppamento di aziende vincitrici ha a disposizione 150 giorni di tempo. La fase successiva sarà quella che permetterà di mandare in gara la costruzione vera e propria, con avvio dei cantieri previsto nel settembre del 2026, il prossimo anno, e tempi di realizzazione di 18 mesi, dunque con consegna di opere finite nella primavera del 2028 e avvio degli impianti previsto nel giugno 2028. Gli impianti stessi sono due, sorgeranno uno a Palermo e uno a Catania, costeranno complessivamente 800 milioni di euro con i fondi già stanziati all'interno dell'accordo di coesione siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno interamente pubblici. I due impianti avranno una capacità complessiva di 600.000 tonnellate annue e produrranno una potenza energetica insieme di 50 megawatt. Saranno il punto nodale del piano rifiuti regionale, che prevede anche 31 impianti di compostaggio, 24 biodigestori, 16 piattaforme tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti TMB. La mia sensazione è che la gente comincia a crederci, perché si è parlato tanto tempo in passato, leggendo la letteratura dell'argomento, di questa iniziativa. Non dico gli altri hanno fallito, però non è stato possibile farlo. A Palermo via libera della Regione Siciliana la 7ª vasca bis della discarica di Bellolampo, finanziata con 15 milioni di fondi regionali. Questo provvedimento garantirà una capacità aggiuntiva di 1,5 milioni di tonnellate per lo stabilimento garantito per 4 anni. E cambiamo argomento, cresce la protesta a Gela contro il riordino della rete ospedaliera regionale. Pazienti oncologici, famiglie e associazioni denunciano il depotenziamento del Vittorio Emanuele e chiedono risposte immediate. GR Italia. Una mobilitazione che parte dal basso, dai malati oncologici e dalle loro famiglie, fino a travolgere comitati e associazioni. A Gela la comunità si ribella contro la mannaia dei tagli alla sanità e la prospettiva di un ospedale sempre più svuotato. Il riordino ospedaliero della regione rischia di cancellare reparti e posti letto, lasciando il Vittorio Emanuele con appena 147 unità attive. Numeri giudicati drammatici, soprattutto in un territorio già classificato come sito di interesse nazionale per l'elevato impatto ambientale, dove i dati oncologici e diabetologici raccontano un'emergenza in crescita. Dall'associazione Oncologica
epidemiologica FARC è arrivato un dato inquietante. A giugno noi abbiamo già i numeri dell'intero 2024, quindi ci ritroviamo ad avere più pazienti in quest'anno con lo stesso numero di medici dell'anno scorso. In poche parole abbiamo il primario e 2 aiuti, quindi a giugno è stato fatto anche un concorso per avere medici in supporto in oncologia, però essendo per la maggiore tutti tirocinanti specializzanti in oncologia, non avendo i posti letto attivato perché non abbiamo il personale, automaticamente è il cane che si morde la coda, quindi non possiamo attingere da questa graduatoria e poter portare gli specializzanti in oncologia come medici. Nell'aula consiliare del comune il confronto è acceso con il sindaco e la politica locale. In molti parlano di scelte contraddittorie. A Caltanissetta si attiva una nuova terapia intensiva neonatale, mentre quella promessa a Gela nel 2019 non è mai entrata in funzione, e la radioterapia potenziata nel capoluogo sottrae competenze al nosocomio gelese. La prossima settimana la Commissione Sanità dell'Arso dovrà esprimersi sul piano regionale. Intanto martedì una delegazione gelese sarà a Palermo per chiedere di essere ascoltata, ma il vero banco di prova arriverà giovedì, quando la città scenderà in piazza per gridare che la salute non può essere trattata come un capitolo di spesa. Gli anziani, la qualità della loro vita e i loro diritti al centro di un incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per promuovere una proposta di legge regionale rivolta proprio alla popolazione over 60. Emanuela Corsi. Bisogna ritrovare l'orgoglio della vecchiaia come un tempo che non è di scarto, ma di una grande risorsa per l'intera società. Agli anziani, alle loro esigenze e ai loro diritti è stato dedicato un incontro che si è svolto alla Baia Verde di Aci Castello, nato per promuovere una proposta di legge regionale rivolta agli over 65, che mira ad un sistema di welfare più moderno, equo e strutturale per la terza età. Il governo Meloni ha dedicato la legge 33, approvata nel 2023, che ha istituito il quadro per una riforma organica delle politiche in favore delle persone anziane, con particolare attenzione all'invecchiamento attivo e alla non autosufficienza. Anche in Sicilia nasce la necessità di recepire ed attuare questa norma. La Sicilia potrebbe essere la prima regione a portare avanti questo genere di disegno di legge, a dimostrazione di un'attenzione veramente nei confronti di coloro i quali magari possono essere in una situazione di disagio. La popolazione anziana oggi non ha le risposte che i tempi attuali, la modernità consente, quindi parliamo del concetto di telemedicina, di teleassistenza, di telerilevazione, che permetterebbe di avere un anziano sempre accudito, sempre nelle condizioni di essere monitorato e seguito e tempestivamente indirizzato verso le cure che necessita. L'iniziativa è stata promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Il futuro è anziano, nel 2050 la previsione è che saranno più gli anziani dei bambini, ma dobbiamo dotarci di alcuni strumenti che ci aiutano a pensare gli anni che abbiamo guadagnato grazie alla medicina e alla scienza non come anni da maledire o da passare soli, magari un RSA, ma anni in cui nella società, nelle città ci sia un posto per tutti, e quando dico tutti intendo tutte le fasce sociali. Una chiesa non può essere trasformata in un set cinematografico o in un orto botanico. È il monito del vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, che chiede ai parroci di vigilare nell'organizzazione dei matrimoni. Francesco Aloi. Dare l'opportunità di potersi sposare anche facendo uso di addobbi che magari possono, come dire, lasciare un po' perplessi, però tuttavia, voglio dire, contribuiscono a far crescere come dire, l'economia della città. A Noto non si parla d'altro. La lettera che il vescovo ha indirizzato ai sacerdoti della diocesi, qui è l'argomento più commentato. Un matrimonio non può trasformare la chiesa in orto botanico o set cinematografico. Monsignor Rumeo chiede il rispetto degli spazi sacri. Sono d'accordo con il vescovo, perché non si deve esagerare. Ci sono altri luoghi poi per poter festeggiare come si vuole, magari il ricevimento successivamente si può addobbare la sala come si preferisce. La nota del vescovo è arrivata sabato scorso. Qualche ora dopo il matrimonio dei VIP statunitensi David Stack e Alexandra Rogers. Per il loro sì, questa chiesa era stata trasformata in un negozio di fiori. Così qualcuno l'aveva definita. Io ho visto la chiesa, forse magari era un po' eccessiva
troppo ricca di fiori. Hanno confuso il sacro col profano. Monsignor Rumeo, rintracciato da noi, preferisce non aggiungere altro a quanto messo nero su bianco. Noi non affittiamo una sala e non assistiamo ad un evento esclusivamente sociale, ha scritto, ma celebriamo la Santa Eucaristia. E intanto l'ufficio liturgico diocesano sta preparando il direttorio per la celebrazione dei matrimoni, un vademecum che qui in diocesi tutti dovranno rispettare. E adesso una pausa, tra poco è il momento dello sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso lo sport, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani scenderà in campo a Udine per i 16esimi di finale. Inzaghi farà turnover, Marco Gullà. Neanche il tempo di godersi la meritata vittoria sul Bari, che per il Palermo è già vigilia di campo. Domani sfida a Udine in Coppa Italia. L'Udinese in Serie A è avversario fuori portata per il Palermo, che però proverà ugualmente a giocarsi la qualificazione, o meglio la possibilità di affrontare la Juventus agli ottavi di finale. Inzaghi punta su un ampio turnover. Contro l'Udinese scenderanno in campo soprattutto i giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato, con l'obiettivo di garantire minutaggio a tutto l'organico. Una scelta resa ancora più logica dal calendario. Il Palermo tornerà infatti in campo appena 4 giorni dopo, il 27 settembre, nella delicata trasferta sul difficile campo del Cesena. In avanti Vasic, unico giocatore di movimento a non essere ancora sceso in campo, dovrebbe partire titolare nel ruolo di trequartista. Al suo fianco è attesa la presenza di Leduaron, reduce dal gol realizzato contro il Bari. In attacco invece potrebbe esserci spazio per Corona, chiamato a far riposare poi Palo, o in alternativa Brunori come unica punta. Al Friuli domani fischio d'inizio alle 18:30. Avremmo voluto goderci un po' di più l'ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio Serie A, uno stadio così bello. Sarà dura, ma siamo pronti e è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada. Il Catania affronta una settimana decisiva dopo le recenti delusioni, allo studio anche un cambio di sistema di gioco. Marco Carli. Settimana decisiva di possibili cambiamenti e soprattutto per Cerignola anche di alcuni rientri. Nel mezzo c'è Trapani, 2 partite difficili da giocare in trasferta e su un terreno misto, naturale e sintetico come quello del Provinciale e totalmente sintetico come il Monterisi di Cerignola. E dovrebbe essere la spiegazione del perché sarà utilizzato anche il Mazzola di Mister Bianco per preparare le partite che attendono i rossazzurri. 2 sfide ravvicinate che dopo la batosta di Cosenza e la delusione col Sorrento diventano uno spartiacque di questo avvio di campionato. E poi c'è il piano B, il sistema alternativo, una diversa soluzione prospettata da Toscano anche ai nostri microfoni dopo la partita di sabato. Sì, nelle soluzioni che dobbiamo trovare potrebbe essere anche quella di trovare la disposizione giusta per riempire meglio l'area, per essere più pericolosi, ma trovando sempre l'equilibrio giusto. Dunque emerge la possibilità di vedere 2 attaccanti vicini, potrebbero essere Lunetta e Forte, con più chance di riempire l'area avversaria. Prove, opzioni, anche se per attuarle serve anche il recupero degli infortunati. A proposito, per Donnarumma più Cerignola che Trapani, ma sono determinanti gli allenamenti di questi giorni. Catturano stringi i tempi, anche lui potrebbe rivedersi per la trasferta in Puglia. Una settimana importante, il Catania, dopo le ultime 2 partite, vuole cambiare rotta. E il Potenza giocherà mercoledì a Siracusa, la gara valida per la 6ª giornata di andata senza il supporto dei suoi tifosi. Il prefetto della città siciliana ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Potenza. Adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.